Ancora un buongiorno da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Il presidente provvisorio della Camera, il triestino Ettore Rosato, ha aperto la prima seduta della Camera della 19ª legislatura. Fumata nera nella prima votazione per l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto il quorum richiesto di 267 voti, i 2/3 dei componenti dell'Assemblea per far scattare l'elezione. Servirà una nuova votazione già prevista per le 14, la terza è calendarizzata per le 17. L'elezione dei presidenti delle Camere rappresenta il primo passo della nuova legislatura. Dopo gli incontri tra i leader di partito pare che sia stato raggiunto l'accordo sulla presidenza della Camera, che dovrebbe andare al leghista Molinari, e quella del Senato, che invece si chiuderebbe su La Russa di Fratelli d'Italia. Un augurio di buon lavoro ai colleghi e una riflessione sulle grandi sfide da affrontare. Così Ettore Rosato ha aperto dunque i lavori a Montecitorio. Sentiamo. La 19ª legislatura ha preso ufficialmente il via questa mattina con l'insediamento delle Camere e la standing ovation per Liliana Segre, che presiede il Senato. È la prima seduta dopo il taglio dei parlamentari, ridotti a 400 alla Camera e 200 al Senato, cui si aggiungono 6 senatori a vita. Primo impegno di tutti è l'elezione dei presidenti dei 2 rami del Parlamento. Ad aprire i lavori a Montecitorio è stato il triestino Ettore Rosato, presidente provvisorio della Camera. Per me è un grande onore aprire oggi i lavori della 19ª legislatura della Camera dei Deputati. Lo faccio provando insieme a voi il forte senso di responsabilità che ciò comporta, in particolare in questo tempo così complicato, reso tale prima dalla pandemia, poi dalla guerra scatenata dalla Russia e della crisi energetica ed economica che stiamo attraversando. È compito primario anche di questa istituzione costruire un orizzonte di speranza. Permettetemi, in apertura della seduta, di rivolgere il saluto dell'Aula al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rivolgo infine il nostro augurio alla senatrice Liliana Segre, che a breve presiederà la prima seduta del Senato della Repubblica, e a tutti i suoi colleghi con i quali in questi anni saremo chiamati ad una collaborazione straordinaria. Care colleghe, cari colleghi, il 25 settembre con il loro voto gli italiani hanno dato una maggioranza chiara al Paese, che qui è rappresentato. L'augurio che rivolgiamo al prossimo governo, a chi verrà, da parte sia di chi lo sosterrà che da parte di chi ne starà all'opposizione, e che faccia bene il suo lavoro. Perché vogliamo tutti qui il meglio per il nostro Paese, perché l'interesse dell'Italia deve essere l'unico che muove la nostra azione, adempiendo sempre al nostro compito come prescrive la Costituzione, con disciplina e onore. Buon lavoro a tutti noi. Molto commossa al Senato Liliana Segre, che ha ricordato anche una particolarissima circostanza legata al mese di ottobre. Nel 1938 fu costretta dalle leggi razziali a lasciare i banchi di scuola. Oggi siede sullo scranno più importante al Senato. Palazzo Madama ha tributato una standing ovation a Liliana Segre, che in quanto senatrice anziana presiede la prima seduta. Oggi sono particolarmente emozionata di fronte al ruolo che in questa giornata la sorte mi riserva, ha detto. In questo mese d'ottobre, ha proseguito, nel quale cade il centenario della marcia su Roma, che dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio ad una come me assumere momentaneamente la presidenza di questo tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica. E il valore simbolico, ha continuato Segre, di questa circostanza casuale si amplifica nella mia mente perché, vedete, ai miei tempi la scuola iniziava in ottobre ed è impossibile per me non provare una sorta di vertigine ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco delle scuole elementari, oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senato. Questa sala per me è di grande commozione, mi fa pensare all'importanza della nostra bellissima Costituzione repubblicana
In particolare voglio ricordare l'articolo 3 che ha voluto dire moltissimo nella mia vita. C'è stata una spaccata nella notte. Le vetrerie friulane di Tavagnacco hanno agito in due scappando con la refurtiva messa in un bidone per la raccolta differenziata dei rifiuti. Hanno agito in due nella notte, molto probabilmente dopo aver effettuato un sopralluogo in pieno giorno. A riprendere la loro azione sono state le telecamere di videosorveglianza. La spaccata è stata messa a segno alla Viterie Friulane di Tavagnacco in via Nazionale, che si occupa della distribuzione all'ingrosso di viteria, bulloneria e utensileria professionale per industrie, ferramenta e artigiani. Molto del materiale in esposizione è stato rubato. Per portarlo via, i malviventi lo hanno caricato in un bidone per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il danno ammonterebbe a circa 10.000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. È stato avvisato io dalla vigilanza intorno alle 2 di mattina per un furto. Sono arrivato qua sul posto e diciamo che hanno agito in pochissimi minuti, sono entrati, nonostante l'allarme, sono entrati dal portone sul retro e hanno caricato in fretta e furia tutto quello che era esposto qua in negozio, sia attrezzatura, elettroutensili. Giusto ieri è entrato un signore che chiedendo informazioni su del materiale e sembrava appunto un po' sospetto. Lui, facendo sopralluogo il pomeriggio, ha studiato bene la situazione e ha agito in quei pochi minuti, tant'è che ho trovato stamattina soltanto un coperchio del bidone e della carta, quelli industriali che abbiamo noi per le immondizie, che hanno usato appunto come contenitore. Anche perché ho riconosciuto un attimo dalle telecamere interne la fisionomia, nonostante alla sera dopo sia venuto con passamontagne con un collega, ma diciamo che era facilmente riconoscibile dalla sua struttura fisica, diciamo. Un cittadino romeno di 38 anni è stato arrestato nelle scorse ore vicino al confine con la Slovenia mentre tentava di rientrare nel suo paese a bordo di una corriera diretta appunto a Bucarest. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per inosservanza del divieto di avvicinamento e per maltrattamenti in famiglia, è stato identificato dai carabinieri di Auresina e trasferito immediatamente al carcere di Gorizia. Lo straniero si era infatti reso responsabile di una serie di maltrattamenti ai danni dell'ex compagna, una giovane cameriera ucraina fuggita dalla guerra, conosciuta a Rimini poco dopo il suo arrivo in Italia. Il codice rosso era scattato nei mesi scorsi quando, dopo una breve relazione sentimentale, il 38enne, sempre più geloso, aveva iniziato a picchiare la collega, pedinarla e a inseguirla, violando appunto anche il divieto di avvicinamento che nel frattempo era stato imposto dalla questura. Sono stati presentati a Bruxelles dal presidente della regione Fedriga due progetti che puntano a organizzare in maniera sempre più strutturata le relazioni e i rapporti amministrativi tra la regione e l'Unione Europea. Bisogna continuare nella politica di avvicinamento del Friuli Venezia Giulia alle istituzioni europee, dove maturano decisioni cruciali per i cittadini. A tal fine abbiamo deciso di avviare un rinnovato percorso di valorizzazione delle professionalità dei funzionari regionali distaccati nelle istituzioni comunitarie. Lo ha detto a Bruxelles il governatore Massimiliano Fedriga nel corso della presentazione del nuovo portale Europa FVG e del progetto volto al rafforzamento del ruolo degli esperti nazionali distaccati nelle istituzioni dell'Unione. È fondamentale il raccordo fra la Regione e l'Unione Europea stessa. Penso che il Friuli Venezia Giulia possa svolgere un ruolo importante e anche come regione di confine, non soltanto nell'accedere ai fondi e ai progetti europei, ma anche in un'ottica propositiva verso l'Unione Europea. Noi facciamo parte a pieno titolo, oltretutto, di un'area geografica, quello del centro e sud Europa, che riveste una grande importanza per il nostro continente. Inoltre mettiamo a disposizione da novembre il nuovo sito dove cittadini e imprese potranno accedere in modo semplice e intuitivo a tutte le progettazioni europee e ovviamente a tutti la possibilità di accedere a fondi europei. Quindi un'opportunità importante dove lavoriamo sicuramente sulla parte contributiva, ma anche su una forte semplificazione nel rapporto cittadino e pubblica amministrazione. Verso EIOF 2023 a Sella Nevea ci si prepara ad ospitare le gare dello snowboard freestyle.
Sella Nevea si sta sviluppando anche in particolare verso queste discipline, quindi credo sia stata molto azzeccata la scelta di individuare in Sella Nevea le manifestazioni legate a questa tipologia di eventi che stanno prendendo piede a livello giovanile, ma direi anche a livello mondiale, assolutamente. Quindi siamo lieti che la Regione FVG, Promoturismo e tutto il comitato organizzatore abbia scelto Sella Nevea per questi appuntamenti. Saremo pronti, preparati e ci aspettiamo un riscontro notevole anche dal punto di vista di immagine, che sicuramente ci sarà, e un ritorno anche dal punto di vista tutto sommato anche delle ricadute economiche per il territorio. Sella Nevea negli anni 70 fu già titolata per ospitare gare di Coppa Europa all'epoca, addirittura la discesa del Canin, mitica discesa del Canin, dove non c'era nulla da tracciare, bastava partire ed arrivare, per i più bravi era datata 1930. Qui hanno vinto Gustav Töni, a cui è dedicato questo centro federale per le discipline veloci. Abbiamo avuto Ingemar Stenmark, penso ad Alberto Tomba. E abbiamo avuto anche due fortissime atlete a livello mondiale, Tina Maze, che si allenava qui oltre a vincere in Coppa del Mondo, e Lara Gut, che a suo tempo anche lei qui si allenava. Tra poco l'appuntamento con voi la linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.